Buonasera signore e signori, vi prego di prendere posto. Grazie. Benvenuti i saluti della Biblioteca Nazionale Marciana vi sono stati già portati questa mattina. Io chiedo scusa per la mia assenza questa mattina, in particolare al professor Zamponi, al dottor Busetto e alla professoressa Graziano, ma appunto non mi è stato possibile essere presente, però volevo comunque portarvi anche personalmente il saluto della biblioteca e la soddisfazione di un istituto che, nonostante difficoltà di vario genere, che sono quelle difficoltà comuni alle istituzioni culturali, riesce ancora in collaborazione, in compartecipazione con altri enti, con istituzioni culturali e con istituzioni di ricerca a svolgere delle attività scientifiche rilevanti come quelle come appunto questo convegno. L'anima appunto di questo convegno naturalmente è stata la professoressa Morosini, ma poi sulla base del suo impulso appunto molte altre persone e istituzioni si sono attivate. Io oggi voglio essere qui per tutto il pomeriggio perché poi il tema, anche se è lontano dalla mia storia professionale, questo lo confesso, infatti la professoressa Morosini mi prendeva un po' in giro dicendo tu non ci sei perché è una cosa di cui poco ti interessa. In realtà mi interessa, ma mi devo occupare nel mio ruolo cioè purtroppo di cose di altro genere, e quindi seguirò con molto interesse i lavori di oggi pomeriggio. Ringrazio i relatori che sono con me al tavolo. Io direi che vorrei appunto lasciare direttamente al professor Zamponi, oggi pomeriggio è lei, vero, al professor Ciccuto, ecco scusatemi, infatti non ero sintonizzato, vorrei lasciare direttamente il coordinamento del tavolo al professor Ciccuto che gestirà appunto il programma del pomeriggio. Non credo che sia il caso di perdere altro tempo e vi ringrazio di nuovo. Grazie. Io mi siedo lì perché Dunque, ben arrivati, bentornati per questa seconda sessione di lavori della nostra giornata, seconda sessione che si apre con la relazione di Francesco Zimei che dall'alto delle sue grandi competenze musicologiche avrà senz'altro delle ottime novità e conoscenze da comunicarci. Dunque gli lascio senz'altro la parola in merito alla sua relazione che si intitola Padova, Napoli, Avignone, itinerari musicali al tempo di Paolino. Grazie. Il gentilissimo invito ricevuto da Roberta Morosini e da tutti i responsabili delle varie organizzazioni che partecipano a questo seminario, che ringrazio, a studiare aspetti, possibili esperienze musicali nell'opera e nella vita di Paolino, non poteva che cominciare spigolando tra le carte e quindi cercando indizi di questa esperienza musicale nella immensa produzione di Paolino. A parte i limiti imposti da una tradizione ancora in lunga parte da indagare, donde l'impossibilità di lavorare su un cosiddetto testo critico, ma ieri si parlava a cena della difficoltà di poter parlare in questi casi di un testo critico, il proposito è stato agevolato dalla recente digitalizzazione di due raccolte di acclarata importanza e affidabilità. Il manoscritto 1960 della Biblioteca Apostolica Vaticana, che è un ideografo, è stato compilato sotto il controllo di Paolino, come risulta da una lunga glossa autografa
e il manoscritto 4939, latino 4939 della Biblioteca Nazionale di Parigi, che invece è annotato da Boccaccio. Si tratta oltretutto delle due compilazioni più organiche nella produzione di Paolino, nei testimoni di Paolino, almeno per quanto riguarda la produzione di Paolino in lingua latina. La prima, quindi il testimone vaticano latino, in particolare è priva soltanto dell'epitoma e presenta la versione breve ridotta del compendium che però è più che compensato dalla redazione attualmente a Parigi, e quindi ho potuto incrociare queste due fonti. Ripeto, è un work in progress, non ha alcuna pretesa di esaustività. In queste due fonti, la mia attenzione si è soffermata su 3 passi, peraltro condivisi sia dal compendium che dalla satirica storia. I primi 2 riguardano la vita di San Francesco d'Assisi. Sono episodi, come vedrete, di natura squisitamente agiografica, attinti dalla leggenda Maior di Bonaventura da Bagnoregio, impiegata in modo sostanziale da Paolino, anche con qualche, malgrado le eccezioni che giustamente stamattina rilevava Emanuele Fontana. E Paolino impiega Bonaventura in lungo e in largo per costruire l'ampia sezione dedicata al fondatore del suo ordine. Le analizziamo. Il confronto che qui vi propongo è in questo caso con un testo critico, o almeno ritenuto tale, che è quello dei Fontes Franciscani, anche tenendo conto però delle possibili varianti che potrebbero sussistere nella tradizione della leggenda Maior. È chiaro che il testo che usa Paolino viene diciamo purgato, o meglio viene asciugato, espunto di tutte quelle cose che l'autore ritiene non essenziali rispetto al discorso che vuole fare, ritiene superfluo, e quindi si limita ad aggiustare la forma, la prosa di tutto quel che rimane. Il primo è tratto dall'8° capitolo della leggenda Maior e si riferisce alla ispirazione laudistica prodotta in Francesco d'Assisi dal canto di una cicala. Adesso ecco, qui voi avete, io vi leggo il testo di Paolino, che voi vedete riprodotto fotograficamente, e sotto potete confrontare con il testo critico della leggenda Maior di Bonaventura. Apud cellam eius in Santa Maria dei Porciuncula cicada residens et decantans cum divinam laudem frequenter excitavit, ad divinam laudem frequenter excitavit, di autem quadam abeo vocata celitus, super manum volavit ipsius, et cum ei dixisset canta sor mea cicada, et dominum creatorem tuo jubilo lauda, cane recepit, nec destitit, donec iussu patris ad propria revolavit, mansit autem 8 dies ibidem inveniendo, cantando, et recedendo eius iussa perficens. Ecco, quindi qui avete un esempio di come lui asciuga, sintetizza la prosa originale di Bonaventura. Ripeto, poi parleremo degli aspetti musicali, ma è interessante fare questi piccoli confronti. Il secondo, per il quale uso il testimone vaticano e la satirica storia, è più noto ed è tratto dal 5° capitolo della leggenda Maior e narra della consolazione esercitata sul poverello di Assisi sofferente da una performance che diremmo soprannaturale, una performance angelica. Iterum ex concursus multarum infirmitatum gravato corpore ad iocunditates spiritus excitandas audiendi harmonici soni desiderium avuit, et cumit fieri honestatis decentia per ministerium non pateret humanum affuit angelorum obsequium sonavit enim citare armonie mirabilis et suavissime melodie.
Ecco, questi sono due episodi naturalmente agiografici che ci rappresentano vicende della vita di Francesco che ovviamente non potrebbero avere riscontro in una realtà obiettiva, sono fortemente personalizzati. A monte c'è la leggenda Maior, c'è l'iniziativa bonaventuriana che fece distruggere in modo sistematico tutte le fonti originarie della vita, della realtà francescana, per sostituirle con un exemplum di tipo agiografico che rendesse in realtà la figura di Francesco inimitabile. Sono cose ormai già acclarate, penso agli studi di Chiara Frugoni ad esempio su questo argomento. È interessante perché in realtà San Francesco ha molti aspetti ed esperienze di tipo musicale che ovviamente uno si sarebbe aspettato di trovare in una compilazione minoritica. Invece a quell'epoca già ha avuto effetto la longa manus bonaventuriana e ecco, bisognerà capire una delle cose forse che sarà interessante capire, anche se io una mia idea ce l'ho già, cioè Paolino è costretto a seguire Bonaventura oppure aderisce deliberatamente al dettato bonaventuriano, che è quello che in qualche modo rappresenta di più la sua indole, perché come sapete nell'epoca in cui vive e scrive Paolino c'è una frattura fortissima all'interno dell'ordine tra una serie di tendenze e questa cosa ha un valore anche dal punto di vista storico-musicale. Invece un passo molto più importante per gli studi musicologici è quello che vi presento adesso. Ecco, nella satirica e storia abbiamo un passo relativo a Guido d'Arezzo. È un passo che ci aiuta a capire quale impatto avesse la teoria musicale e più a valle la sua ricaduta in termini pratici sulle conoscenze di un grande poligrafo medievale e sul senso che questi aveva della storia. Ed è la particola appunto della satirica e storia dedicata a Guido. Il testo è introdotto da una rubrica che è De musica ad manum applicata e questo testo è tratto in circostanza dalla cronografia di Sigebert de Gembloux e qui adesso leggerò ovviamente l'originale che si trova nella patrologia del Migne e vedrete che qui l'autore espunge pochissimo, soltanto veramente l'inizio e qualcos'altro. Claruit tunc in Italia Guido Aretinus inter musicos notatissimus. In hoc etiam philosophis preferendus, quod ignotos cantus etiam pueri facilius discant per eius regulam, quam per vocem magistri aut per usum alicuius instrumenti dum sex litteris vel syllabis modulatim appositis ad sex voces licet notas quas musica regulariter recipit per flexuras digitorum leve manus distinctis per integrum diapason seoculis et auribus ingeunt intense invece che intente, come questo probabilmente è un errore, et remisse et elevazione et deposizione e arundem sex vocum. Questo è molto interessante, ma è anche, almeno per quanto mi sia capitato di riscontrare scorrendo questi due testimoni, è l'unica attestazione di carattere autenticamente storico-musicale, provatamente e sostanziosamente storico-musicale, è l'unica cosa che in realtà quindi Paolino ritiene essere degna di entrare in una grande compilazione storiografica. Un'altra occorrenza appartiene, e ne parlava questa mattina Roberta, appartiene invece alla produzione in volgare. Nel capitolo 29 del De Regimine Rectoris, concludendo la rassegna dei modi leciti in cui il rettore deve usare virtude di allegrezza, Paolino si sofferma sulla musica
in particolare sul come trovavi gli strumenti e come se li de usare. Sulla nascita degli strumenti, anteponendo il gusto per l'esercizio erudito al munus docendi sacerdotale, egli combina con grande disinvoltura la Genesi e la mitologia greca, mettendo insieme Jubal, che secondo la tradizione ebraica avrebbe scoperto la musica ascoltando il fabbro Tubal Cain battere i martelli nella propria officina, e Apollo, lo quale, perdonate la mia pronuncia del Veneto, anch'io sono un regnicolo, e trago ovviamente dall'edizione di Musafia, lo qual fu reputato grando domenedio appresso i pagani. Quindi il bello è che entra in campo Apollo, citato in quanto ritenuto divinità domenedio appresso i pagani. Questo è interessante, di questo fantasioso sincretismo. Non sono ovviamente riuscito a reperire la fonte, perché tutti i teorici medievali e anche le autorità tardo-antiche, da Boezio e Isidoro, ma passiamo anche per Manziano, Capella e altri, pur rendendo tutti formale ossequio alle sacre scritture, quindi a Jubal e a Tubal Cain, tacciono ovviamente di questo sincretismo, ma sulla individuazione dei suoni invece chiamano correttamente, per larga e accreditata tradizione, la figura di Pitagora, che invece qui è completamente assente. È probabile che l'approccio squisitamente organologico, quindi non teorico-musicale, ma organologico alla materia, quindi soltanto all'uso e all'origine, all'uso e alla funzione degli strumenti musicali, abbia indotto Paolino a sbrigarsela un po' da solo, quindi a destreggiarsi con materiali molto eterogenei, con risultati, va detto, di una certa originalità, che sono ben lontani da quello che si potrebbe dire circa l'opera di compendio. Spesso è stato definito nel passato Paolino un grande ma mero epitomatore. Questi sono passi di fortissima originalità che meritano essere indagati, almeno parlo nella prospettiva del musicologo. Veniamo invece alla seconda parte del capitolo sugli strumenti, capitolo 29 del De Virginia Rectoris, che è riservata alla funzione degli strumenti musicali. Cito sempre dall'edizione Musafia. Se l'uomo li usa ad esercitare la devozione e a divina laude di Dio, scrive Paolino, ello è bene. Se l'uomo li usa ad altra intenzione, per farlo corso o de altri più vago e per delettarsi più in vanitate, ello è mal. Pur vigendo ancora in quel tempo l'anatema di origine boeziana sulla pratica strumentale, l'autore conferma anche in questa sede la fedeltà a San Bonaventura, facendo proprio un principio codificato dal Dr. Seraficus: ludus non est malum secundum se, così come la danza e altre cose, perché dipende sempre dall'uso che se ne fa e non dalla sua essenza. Questo è un cardine in realtà francescano delle origini, è San Francesco che recupera dignità alle cose a seconda dell'uso, la stessa cultura corporea che quindi è all'origine della pratica strumentale, del culto stesso anche della persona. Sappiamo ad esempio che i francescani non se la passavano troppo male a livello alimentare, perché San Francesco aveva detto: mangiate quello che trovate nel piatto. Sappiamo che molte volte danzavano, lo stesso Francesco, ci sono un paio di episodi in cui accenna a danzare. Io nei miei studi sulle laude posso confermare che esiste una lunghissima tradizione di laude ballate, che non è soltanto un aspetto formale, ma è perché spesso queste laude venivano danzate realmente, e questo presiede, giustifica la loro struttura, la loro forma anche letteraria di ballato. C'è una cultura corporea che sta a monte di tutto questo e che parte proprio dal fondatore. Bonaventura la recepisce per tutto quello che trova giusto conservare la lezione originaria di San Francesco, e quindi questo è un passo, ludus non est malum secundum se, che Paolino fa assolutamente proprio perché lo utilizza. È molto interessante quello che segue. Dice Paolino, continuando: se è per la sola recreazione d'animo, sico è detto di altri zoghi nel capitolo 26, posse portare. Quindi dice,
se soltanto per ricrearci va bene, quindi non è un aspetto negativo, non è mal. Perché dice questo? Il passo, a ben vedere, suona quasi come una excusatio rispetto a ciò di cui Paolino era stato accusato pochi anni prima, al tempo in cui svolgeva il carico di inquisitore nella Marca trevigiana. Tenuit duos ioculatores ad sonandum instrumenta sua in loco cornigliano in estate adicta nona usque ad vesperas, quindi per diverse ore. In dicto loco, qui a parlare è Ainardo da Ceneda, cenaverunt dicti ioculatores et post cenam iterum et pulsaverunt quod unquam vidi in ordine firi. Mai ho visto una cosa del genere nell'ordine francescano. Anche Ainardo ovviamente è un francescano di quarta generazione, quindi ovviamente non sa che San Francesco si era circondato nella prima generazione dell'ordine di giullai e aveva fatto un'operazione che è alla base, per una parte almeno, della fortuna della nostra lingua, perché Francesco chiede ai giullai, che quindi recupera in qualche modo, sdogana, legittima, chiede di diventare strumento della devozione, quindi i giullai vengono impiegati per formare i suoi frati a utilizzare le tecniche della comunicazione giullaesca, quindi inventare, concepire versi, concepire, saper eseguire, saper suonare strumenti, musiche che accompagnano sempre questi versi. E tutto questo è documentato da tante fonti, non solo le fonti francescane delle origini, ma anche la cronaca di Frate Salimbeni. Prima si parlava dell'anno dell'Alleluia, il classico Alleluia cantato da Benedetto della Cornetta o anche da altri, che fra l'altro è anche recuperabile a livello melodico, è una di quelle testimonianze dell'uso che avevano questi frati della prima generazione di andare in mezzo alla gente a cantare in volgare e quindi fare una catechesi molto più mirata di quanto si poteva fare utilizzando il vecchio latino. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Ovviamente non è questo quello di cui si occupano Ainardo da Ceneda e lo stesso Paolino, perché qui gli oculatores di cui si parla non sono altro che degli entertainer professionali, quindi sono assolutamente dei giullai nel senso più classico, più tipico e anche più vituperato storicamente del termine. Però è interessante perché questa è la prima occasione in cui vediamo Paolino che in qualche modo ci fa rivelare qualcosa di sé. Su questo passo, a mio avviso, ma ripeto, aspetto anche un riscontro da parte vostra, spero che questo sia un argomento di discussione, troviamo una linea di demarcazione tra ciò che è la storia ufficiale, che Paolino ovviamente affida anche alla lingua latina, quindi tutte le compilazioni di cui lui è stato autore e che in parte abbiamo esaminato, e rispetto a una storia privata, che è molto più intima, forse anche molto più ricca di sfaccettature, però lui non ritiene forse degno di affidare appunto alle sue compilazioni. E qui vorrei venire al titolo del mio intervento, che era stato inizialmente proprio calibrato sulle esperienze vissute da Paolino, o sulle possibili esperienze, ma ripeto, sono delle coincidenze impressionanti, vissute da Paolino su questa rotta sua biografica e professionale. Quindi prima Padova, poi dopo diversi anni Napoli e poi Avignone. Poi è tornato a Napoli ovviamente, ma in questo caso noi cerchiamo almeno di analizzare queste tre tappe. Tre città che in quell'epoca sono assolutamente decisive per la storia musicale. Proprio sono città e momenti cruciali per la storia della musica. La prima città è Padova, dove Paolino è attestato, come dicevamo stamattina, nel dicembre del 1293 fra i partecipanti al capitolo del convento di Santa Maria Mater Domini.
In quegli anni la città è già tra le capofile in Italia nella pratica della polifonia. Eloquente in proposito è la documentazione fornita dal Liber Ordinarius della cattedrale padovana, il manoscritto E57 della Biblioteca Capitolare, compilato alla metà del 200, codice analizzato e discusso a suo tempo dal compianto Giulio Cattin. Nel paragrafo 10, quid ad officium cantoris in ecclesia paduana spectat, si stabilisce ad esempio che il cantore debba plana voce incipere, ita quod versus eadem voce, de superius valeat secundari, postulando dunque l'uso di un canto a due parti, un tenor, plana voce, e un superius, secundatio. Questa pratica di polifonia semplice, già in uso nell'ordine francescano dai tempi di San Francesco, sappiamo ad esempio che gli prescriveva significativamente ai suoi confratelli debitamente istruiti dai giullari di andare a cantare sempre in due, e questo ci potrebbe far pensare cose, visto che ad esempio già pochi anni dopo, come ci dice Salimbene, c'era un frate Vita da Lucca che era abilissimo nell'intonare dei dupla, quindi cantare ovviamente la parte superiore di invenzione su dei tenores dati. Questa pratica, dicevo, vigeva nella chiesa padovana, secondo il Liber Ordinarius, per gli inni dell'Avvento e del Natale, per il Benedicamus Domino, che si cantava al termine della messa, che viene affidato addirittura a 4 diaconibus, e per i testi di varie antifone e responsori. E su queste basi, che al principio del secolo successivo, fiorisce il genio di un perfetto coetaneo, presumibilmente coetaneo, di Paolino, che è Marchetto da Padova, cantor e magister scolarum della cattedrale fra il 1305 e il 1307, e primo italiano a codificare la notazione della musica polifonica nel Pomerium in arte e musiche mensurate, del quale parleremo un pochino più in là. Tra l'altro, a testimonianza, a sorreggere questa natura, dignità di Marchetto come magister scolarum, ovviamente ci riferisce alle scuole della cattedrale. Recentemente, questo ne discuterò in un'altra occasione, ho trovato un documento che è tuttora appunto sconosciuto, inedito, che attesta Paolino in queste funzioni, gli riconosce forse anche qualche pezzo, qualche composizione in più. Ma ripeto, di questo si parlerà in altre occasioni, appena avrò la possibilità di studiare concretamente questo documento. Allora, negli anni, torniamo a Paolino e vediamo queste due vite parallele. Allora, Marchetto fra il 1305 e il 1307 si trova nella cattedrale di Padova come cantore e maestro delle scuole, e negli stessi anni, esattamente nel 1305-1307, Paolino si era, come abbiamo visto, già trasferito alla Marca trevigiana. Nel 1315 egli approda a Napoli come ambasciatore della Repubblica Veneta presso la corte angioina, dove rimane plausibilmente fin quando la corte stessa non parte per Avignone a seguito di re Roberto, il quale ha come una tappa importante, la fa a Marsiglia nel novembre 1319 per assistere alla solenne traslazione nella chiesa dei frati minori del corpo del fratello Ludovico, appena canonizzato. Nel 1317, quest'anno, dall'inizio dell'anno prossimo sono 700 anni, ricorre la settimo centenario della canonizzazione di San Ludovico d'Angiò, e questo è un momento anche importantissimo nella vicenda dell'ordine francescano. Occorre notare in proposito come fra l'altro una delle prime biografie di San Ludovico sia stata composta proprio da Paolino. Anche lì altri hanno avuto la possibilità di osservare come in questa biografia Paolino tralasci tutti gli aspetti pauperistici per aderire un po' di più all'ordine francescano, alla parte più ufficiale, più strutturata dell'ordine, quindi tralasciando
tutti gli aspetti pauperistici invece erano molto ben voluti e ben considerati alla corte angioina. Questo è uno dei motivi, forse anche un po' di attrito ci potrà essere con la corte pontificia. Nel 1318, quindi mentre Paolino è a Napoli, risulta a Napoli anche Marchetto. È interessante, quindi erano entrambi a Padova alla fine del 200 e si ritrovano entrambi a Napoli nel 1318. Il 18 maggio di quell'anno, è una scoperta recente pubblicata da Carla Vivarelli, egli figura infatti tra i membri della Cappella Angioina in partenza per Avignone. Abbiamo visto che l'anno dopo si fermano a Marsiglia, quindi anche Marchetto va ad Avignone. Durante la sua permanenza in città, o forse mentre la corte era già in viaggio, Marchetto termina proprio il Pomerium di cui parlavamo, quindi il primo trattato sulla notazione, sulla pratica della musica che oggi noi classifichiamo, no? Sotto la voce Ars Nova, anche se questo termine, questa dicitura appartiene alla quota francese, a Philippe de Vitry, ma è molto interessante perché questo trattato così importante, che porta tante novità, ci documenta, ci attesta, novità che ovviamente erano già in corso, la teoria non innova mai, registra soltanto, avvenga proprio alla corte di Napoli. Infatti il trattato viene dedicato a Roberto d'Angiò. Stando a una testimonianza pubblicata nel 500 da Bernardino Scardeone nelle Antiquitate Urbis Patavi et Claris Civibus Patavinis, il compositore teorico padovano sarebbe giunto a Napoli in quell'anno, nel 18, proprio su invito del re, il re che sappiamo essere stato celebrato per la sua sapienza e il suo interesse in tutte le arti. Forse in prospettiva del viaggio ad Avignone, per dare enfasi maggiore in termini musicali alle celebrazioni in onore del fratello San Ludovico, o magari per perfezionare in quest'ottica la formazione musicale del monarca stesso, perché lui arriva a Napoli su invito del re. Questo è un aspetto, ad esempio, che non è stato approfondito. Al momento non c'è alcuna traccia del perché Marchetto da Padova sia arrivato a Napoli su invito. Questo lo sappiamo soltanto dal testo cinquecentesco di Scardione, però è un testo importante perché è lo stesso testo appunto che ci parla della dedica a Roberto d'Angiò del Pomerium. Il monarca stesso, del resto, poteva aver avuto un interesse nella preparazione, nella propria preparazione musicale, perché ad esempio è passato alla storia come un compositore di un certo rilievo. Oggi diciamo pochissime cose di Roberto d'Angiò, ma quelle poche cose sono assolutamente significative. Una di queste è proprio l'ufficio ritmico scritto per la memoria liturgica del fratello, Tegum Fuit Principium, ma sulle qualità musicali di Roberto di Sicilia abbiamo anche una testimonianza di un amico di Petrarca, Gabriele de Zamorei, che nel De Fortitudine si esprime in questo modo: Iste fuit magnus cantor et inventor cantus et invenit cantum novum super simbolum nicenum, il credo, e il simbolum in questione nient'altro è che il cosiddetto credo regis, tramandato da molte fonti, soprattutto in Italia. La composizione è soave e lineare e spesso si trova anche a due voci nelle forme della cosiddetta polifonia semplice, e potrebbe essere collocabile ad Avignone nell'ultimo anno di permanenza della corte angioina presso il Papa, cioè intorno al 1324. Questa composizione è stata efficacemente messa in relazione con una costituzione apostolica cruciale, anche questa, per le nostre conoscenze sulle pratiche musicali del periodo, la Docta Sanctorum Patrum, nella quale Giovanni XXII se la prende con, ve lo leggo in traduzione, alcuni discepoli di una nuova scuola, i quali, impegnando tutta la loro attenzione a misurare il tempo, cercano con nuove note di esprimere solo arie inventate da loro a scapito di quelle antiche, che si sostituiscono con altre composizioni
di brevi e semibrevi, ma anche di note quasi inafferrabili. Esse interrompono le melodie, le rendono effeminate con l'uso del discanto, le riempiono a volte di triple e di mottetti volgari. Il Papa anelava insomma un ritorno alla polifonia semplice, era quella polifonia semplice che troviamo spesso attestata nelle redazioni del Credo Regis di Roberto D'Andrò, ma che abbiamo visto fiorire già, ad esempio, nella chiesa padovana come in altre città e anche all'ombra dell'ordine francescano summenzionato. Roberto, forse debitamente istruito da Marchetto, potrebbe aver offerto una sponda pratica all'avviso del Papa, malgrado il suo trattato dal punto di vista delle tecniche vada molto più avanti. Frattanto dal 1320 ad Avignone arriva anche Paolino, quindi è bello questi due parallelismi tra due grandi veneti che, senza saperlo, o forse lo sapevano e noi siamo a non saperlo, si rincorrevano continuamente nelle stesse città, negli stessi anni, forse anche loro stessi erano coetanei. Paolino gode in quegli anni di piena fiducia da parte del pontefice, lo sappiamo. Nel giugno del 1324 ne viene nominato vescovo di Pozzuoli, facendo forse ritorno a Napoli in compagnia del re stesso. Questo potenziale rincorrersi dei due grandi veneti negli stessi luoghi anni sotto la protezione di Roberto D'Andrò, i plausibili auspici del Papa, può suggerire un nesso sonoro e culturale all'esperienza napoletana di Paolino. Noi ovviamente non lo sappiamo, questa è soltanto così una speculazione che attende conferme o smentite. Speriamo che sia l'occasione anche questa per dare fondo alle fonti e cercare di esplorare in lungo e in largo, anche per trovare degli indizi che segnino la distanza tra il Paolino, poligrafo, eminente storiografo, compilatore di notizie importanti e autorevoli che riguardano sempre il passato, e quella che era la sua attualità, forse proprio in quanto attuale in divenire, forse non ha meritato o non è stata, come dire, sufficientemente storicizzata all'epoca da essere debitamente incorporata in queste compilazioni. Vi ringrazio. Bene, abbiamo sentito da Francesco Zimei appunto come